Governatore Fedriga ha approvato la parificazione del bilancio 2017 della Regione, qual è il suo commento? Intanto ovviamente dovremo affrontare delle giuste criticità che sono state sollevate dalla Corte rispetto a quanto abbiamo trovato, per cercare di perfezionare i percorsi e dare chiarezza ai cittadini di come vengono spese le risorse pubbliche. Dall'altro lato credo che la grande battaglia sarà quello nella collaborazione con lo Stato centrale, che deve diventare paritetica, e quindi subire scelte unilaterali da parte dello Stato nazionale che incidono direttamente sulle risorse di Regione Friuli-Venezia Giulia rischia di avere come conseguenza la contrazione dei diritti e dei servizi da garantire ai nostri cittadini. Quindi la nostra specialità deve essere portata avanti anche garantendo quella dignità nei rapporti con lo Stato centrale, che è fondamentale nello stesso concetto di specialità. Lei ha rimarcato anche la necessità di maggiore trasparenza nei rapporti con lo Stato. Sì, perché se lo Stato fa normative scegliendo unitariamente come intervenire, peccato che questi interventi incidono direttamente sulle entrate di Regione Friuli-Venezia Giulia, vuol dire che non c'è quella necessaria trasparenza che è data dalla collaborazione leale tra Regione e Stato, che permette a Stato e Regione stessa di poter operare rispetto alle proprie competenze con le stesse armi e quindi le stesse risorse. Presidente, grazie mille.